Pensiero del giorno lunedì 11 agosto. Fare gesti di solidarietà. Chi ha 2 tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Luca, capitolo 3, versetto 11. Queste parole sono prese dalla predicazione del Battista. L'Evangelista Luca riferisce che tra le folle che accorrevano al Giordano per farsi battezzare c'erano anche dei pubblicani, esattori delle imposte per conto dell'autorità romana, i quali, a motivo di questa loro professione, erano considerati dei pubblici peccatori, e c'erano dei militari i quali, a motivo della loro provenienza pagana, erano ritenuti dei lontani da Dio, e fa notare la buona volontà da cui costoro erano animati, come dimostra la domanda che essi rivolgono al Battista: che cosa fare per attuare la conversione richiesta per andare incontro alla Messia? Questa esortazione, con le sue indicazioni molto concrete, è la risposta che il Battista dà a queste persone di buona volontà. Luca, riferendo questo particolare, vuole aiutarci a capire meglio che la conversione del cuore, richiesta per andare incontro a Gesù, non consiste in belle parole e slanci sentimentali, ma nel fare la volontà di Dio e soprattutto nell'amare il nostro prossimo, nel solidarizzare concretamente con Lui e condividere con Lui quando manca del necessario i nostri beni: cibo, vestito, alloggio, assistenza, eccetera. E quanto Gesù insegnerà più tardi. La vita cristiana, infatti, non consiste principalmente in lunghe preghiere e penitenze estenuanti. Non domanda di cambiare mestiere o professione, a meno che questa non sia cattiva in se stessa, bensì di vivere nell'attività e nello stato di vita a cui apparteniamo l'amore del prossimo. Lunedì 11 agosto. Fare gesti di solidarietà. Chiara Lubick, brani tratti dal commento alla parola di vita del dicembre 1988. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro,
là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.